giungiamo al giorno che non tramonta. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Con queste parole Gesù svela la sua missione, essere il portatore della buona notizia, della libertà, della guarigione e della speranza per tutti. Ma questa missione non è solo sua, è anche la nostra. Quando siamo battezzati riceviamo lo stesso Spirito di Gesù, che ci consacra e ci invia nel mondo. Ognuno di noi è chiamato ad essere un messaggero di amore e di gioia e di speranza per chi ci sta accanto. Cosa significa questo nella pratica? La nostra missione si realizza nei gesti semplici di ogni giorno. Un sorriso sincero, un aiuto concreto a chi è in difficoltà, una parola di incoraggiamento a chi si sente scoraggiato. Portare il lieto annuncio significa vivere con la consapevolezza che attraverso di noi Dio può toccare i cuori degli altri. Gesù ci invita anche a guardare il mondo con occhi nuovi e ci chiede di vedere i poveri, i sofferenti, i dimenticati e di avvicinarci a loro. La nostra missione non è chiuderci nei nostri problemi, ma aprirci agli altri, facendo della nostra vita un dono. È lo Spirito Santo che ci guida, che ci dà la forza quando ci sentiamo deboli e ci rende fecondi con i nostri piccoli gesti. Come Gesù possiamo essere strumenti del regno di Dio nel nostro piccolo angolo di mondo. Oggi chiediamo al Signore di aiutarci a vivere la nostra missione con gioia e generosità. Lasciamo che il suo Spirito illumini il nostro cammino e ci renda portatori di quella buona notizia che cambia la vita. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Anche oggi, attraverso di noi, può compiersi il sogno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e a nome di tutta la nostra comunità ti invito a unirti a noi. Clicca per condividere, perché con la tua condivisione favorisci la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo Beppi!
Bravo. Bravo. Per Laundi, pagina 20. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Come ogni venerdì vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Francesco, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Inginocchiato si pregava: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Come penetrare il mistero della sofferenza di Cristo nel Getsemani? Quale abisso di oscurità è sceso nella sua mente, nella sua anima? Ancora più grande ci appare il suo dono. L'unica strada è la preghiera, fidarsi del Padre e consegnarsi a Lui, prima ancora che agli uomini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato allora rilasciò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. L'ingiustizia, la prepotenza, la brutalità abita questo mondo e lo compenetra di un mistero buio, come il dolore che pervade l'esistenza degli uomini. Il Figlio di Dio ha preso su di sé questo peso orrendo, senza dir niente, soffrendo e amando. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo. Come può un re apparire tale dietro una simile debolezza? La scena della passione si succedono con il loro carico di orrenda brutalità. Gesù le attraversa tutte con il suo carico di dolore e di amore. È il mistero del Figlio, mistero di libertà e mistero d'amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quarto mistero doloroso. Gesù sale il Calvario, carico della croce. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Lungo la via dolorosa, sotto il peso della croce, segno dell'abbandono da parte degli uomini, Gesù prende la croce di sapienza di Dio, segno distintivo del vero discepolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e Sempre. nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero doloroso. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dopo aver ricevuto l'acceso, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo spirò. Gesù muore davvero. Esiste un Dio che lascia morire il proprio figlio appeso ad una croce, come esiste l'infinita disperazione dei vivi, che si vedono privare dei loro figli, fratelli, genitori, amici, morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, il Papa, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, aiutami a dire sì. Ho paura a dirti di sì, Signore. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là, dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esigenza perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono, di ciò che faccio. Ma cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose, fidati di me. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, Santa Bernadetta, Per noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Le lacrime di Maria nel cuore e nell'anima mia, una dolce voce che sussurra, un amore che non va via. Con ogni lacrima scende una storia di dolore,
quella di una madre che vive per noi nel suo profondo amore. Le lacrime di Maria che bagnano la terra portano conforto quando la vita è una guerra. Per questi figli smarriti, lontani dall'amore, e la prega spera ci abbraccia col suo calore. Le lacrime della madre che piange per noi, per i cuori afflitti, per chi ha perso la sua gioia. In ogni lacrima c'è una promessa, un raggio di luce, una via di ritorno, una guida che conduce. Le lacrime di Maria entrano dentro l'anima mia, sento la sua voce che canta il suo pianto per me, con dolcezza infinita mi stringe in un abbraccio, mi risolleva in questo mondo, mi regala un nuovo passo. Quando il cammino è oscuro e la speranza svanisce, la sua presenza mi consola, la sua luce mi riempie. Ogni lacrima è un dono, un invito a tornare alla casa del Padre, dove il cuore può riposare. Oh, le lacrime di Maria che bagnano la terra portano conforto quando la vita è una guerra. Per questi figli smarriti, lontani dall'amore, e la prega e spera ci abbraccia col suo calore. Oh, le lacrime di Maria sono fiumi di pietà, portano guarigione nel nostro cuore, la verità. In ogni suo pianto la speranza rinasce, una madre che ci ama, un amore che mai tace. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Nono giorno della novena al Bambin Gesù di Praga. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Gesù Bambino di Praga, sorgente di ogni bene, oggi ci rivolgiamo a te con cuori riconoscenti. Accogli la nostra gratitudine per le tue benedizioni e fa che possiamo irradiare la tua luce nell'amore verso il prossimo. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo insieme la preghiera iniziale in questo nono giorno della novena. Gesù Bambino di Praga, in questo nono e ultimo giorno della novena ti ringraziamo con cuori colmi di gratitudine. Tu che sei la sorgente di ogni bene, accogli la nostra lode e la nostra riconoscenza per le tue continue benedizioni. Fa che possiamo imparare da te a vivere nell'amore e nella gratitudine. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Carissimi fratelli e sorelle, in quest'ultimo giorno della novena al Bambin Gesù di Praga, il Vangelo di Giovanni ci mette davanti un brano evangelico significativo. In questo testo sentiamo le parole del Signore Gesù che ci dona un comandamento nuovo: amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Questo amore autentico è il segno distintivo di tutti i Suoi discepoli. Tante volte, fratelli e sorelle, noi tutti infrangiamo duramente questo comandamento del Signore perché tante volte non sappiamo perdonare. Ma il Signore Gesù in questo testo del Vangelo di Giovanni è chiaro: vuole infondere nei nostri cuori la forza di amare come Lui ci ha amato. Non possiamo sottrarci all'amore, al perdono, alla speranza, alla carità. Sono doti che un cristiano deve avere se vuole seguire Gesù. Per questo oggi, fratelli e sorelle, preghiamo affinché possiamo diventare tutti testimoni del suo amore, affinché tutte le genti del mondo possano riconoscere che tutti noi siamo discepoli di Gesù nella carità e nell'unità. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo insieme la preghiera finale in questo 9° giorno della novena. O Gesù bambino di Praga, in questo 9° giorno della novena ti ringraziamo per le tue continue benedizioni e il tuo amore senza limiti. Fa che possiamo imparare da te a vivere nell'amore reciproco. Accogli la nostra gratitudine e fa che possiamo irradiare la tua luce nell'amore verso il prossimo. Ti preghiamo per l'intercessione di Maria Santissima, Regina degli Apostoli. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che avete celebrato con gioia il 9° e ultimo giorno della novena al Bambin Gesù di Praga, scenda su di voi la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo, illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me,
che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte.
per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà,
Fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti, o Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Le lacrime di Maria nel cuore e nell'anima mia, una dolce voce che sussurra, un amore che non va via. Con ogni lacrima scende una storia di dolore, quella di una madre che vive per noi nel suo profondo amore. Le lacrime di Maria che bagnano la terra portano conforto quando la vita è una guerra. Per questi figli smarriti, lontani dall'amore, e la prega spera ci abbraccia col suo calore. Le lacrime della madre che piange per noi, per i cuori afflitti, per chi ha perso la sua gioia. In ogni lacrima c'è una promessa, un raggio di luce, una via di ritorno, una guida che conduce. Le lacrime di Maria entrano dentro l'anima mia, sento la sua voce che canta, il suo pianto per me con dolcezza infinita mi stringe in un abbraccio, mi risolleva in questo mondo, mi regala un nuovo passo. Quando il cammino è oscuro e la speranza svanisce, la sua presenza mi consola, la sua luce mi riempie. Ogni lacrima è un dono, un invito a tornare alla casa del Padre, dove il cuore può riposare. Oh, le lacrime
nostri figli smarriti, lontani dall'amore, e la prega e spera ci abbraccia col suo calore. Oh, le lacrime di Maria sono fiumi di pietà, portano guarigione nel nostro cuore, la verità. In ogni suo pianto la speranza rinasce, una madre che ci ama, un amore che mai tace. Fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, portami ad amare. Dove c'è offesa, fa che io perdoni. Dove c'è dubbio, porta la fede. Dove c'è tristezza, donami gioia. Dove c'è disperazione, speranza. E dove c'è il buio, fai risplendere la luce. Oh Maestro, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è guerra, portami a seminare concordia. Dove c'è divisione, fa che io unisca. Dove c'è errore, porta la verità. Dove c'è odio, fa che io porti amore. Dove c'è vita, fa che io diffonda la tua parola. Unico seme di vera salvezza. Della tua pace, perché dove io vado il tuo amore sia e il tuo spirito risplenda in ogni passo. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret dove era conosciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 10 gennaio 2025, memoria di Sant'Aldo Eremita. Carissimi fratelli e sorelle, la parola di oggi ci porta al cuore del messaggio cristiano. L'amore di Dio che si manifesta pienamente in Gesù Cristo, il quale compie le promesse della Scrittura e porta a compimento la salvezza. Dall'Apostolo Giovanni nella prima lettura fino a Gesù nella sinagoga nel Vangelo di Luca, il filo conduttore di oggi è la certezza che Dio agisce nella storia e nella nostra vita con potenza e misericordia. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, emerge un insegnamento davvero importante e dalla lettura leggiamo: «Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo». Qui, fratelli e sorelle, sta la sorgente della nostra fede, della nostra capacità di amare. Non è qualcosa che nasce spontaneamente da noi, ma è una risposta all'iniziativa di Dio. Egli ha preso l'iniziativa amandoci e questo amore divino ci abilita a ricambiare, a riflettere quell'amore verso gli altri. Carissimi fratelli e sorelle, in questa lettura di oggi l'Apostolo Giovanni insiste su un punto che non possiamo ignorare. Chi non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Questo ci ricorda che la nostra fede non può essere solo una questione personale, un rapporto privato con Dio, ma deve manifestarsi concretamente nel nostro rapporto con gli altri. Questo è un invito a vivere l'amore non come un sentimento astratto, ma come una realtà incarnata nei nostri gesti quotidiani. Il perdono, l'accoglienza, l'ascolto, il dono di sé. Carissimi fratelli e sorelle, Giovanni in questa lettura fa anche un collegamento tra l'amore e la vittoria sul mondo, e dalla lettura leggiamo: questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Questa, fratelli e sorelle, non è una vittoria fatta di potere o di conquiste terrene, ma è una vittoria spirituale che si realizza quando scegliamo di vivere secondo l'amore di Dio, anche in un mondo spesso ostile e indifferente. Tutti dobbiamo ricordare, fratelli e sorelle, che la fede ci dà la forza di superare le difficoltà, di affrontare le prove e soprattutto di rimanere fedeli anche quando tutto sembra andare contro, come vi ho detto ieri. Allora questa parola ci invita oggi a chiederci: come rispondiamo noi all'amore di Dio? Come testimoniamo l'amore di Dio nella nostra vita?
Ecco oggi, come facciamo sempre, facciamo queste domande al nostro cuore e lasciamo che la nostra fede e il nostro amore possa rispondere a quell'infinito amore di Dio per noi. Nel Vangelo secondo Luca, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, troviamo Gesù che inizia la sua missione pubblica con parole potenti e profetiche. Entrando nella sinagoga di Nazareth, legge il passo del profeta Isaia, che annuncia la venuta di colui che porterà la buona notizia ai poveri, libererà i prigionieri, guarirà i ciechi e annuncerà un anno di grazia del Signore. Poi, con una semplicità disarmante, Gesù dichiara questo: oggi si è adempiuta questa scrittura. Queste parole straordinarie dette da Gesù oggi nel Vangelo sono davvero importanti per la nostra fede, perché Gesù è il compimento delle promesse di Dio. In Lui il passato e il presente si incontrano e il regno di Dio diventa una realtà concreta. Carissimi fratelli e sorelle, ciò che colpisce in modo particolare in questa lettura di oggi è come agisce Gesù con la potenza dello Spirito Santo, come ci dice il Vangelo. Il suo insegnamento, i suoi gesti, la sua presenza trasforma le vite delle persone perché sono guidati dallo Spirito, e questo ci ricorda che anche noi come cristiani siamo chiamati a vivere con la stessa potenza dello Spirito. Non possiamo compiere la nostra missione da soli con le nostre forze. Abbiamo tutti bisogno di aprirci all'azione dello Spirito Santo, che ci dona forza, sapienza e coraggio. Allora, fratelli e sorelle, oggi Gesù ci mostra che la sua missione è universale, il lieto annuncio per tutti, in modo particolare per i poveri, per gli oppressi, i prigionieri, i malati. Ma questo è anche un invito a guardare con attenzione alle periferie, a coloro che sono esclusi o dimenticati, e a portare a loro non solo un aiuto materiale, ma anche la speranza del Vangelo, la parola di Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, oggi in questo santissimo giorno che ci dona il Signore con tanta benevolenza, possiamo trarre due grandi insegnamenti da queste letture. Prima di tutto, rispondere all'amore di Dio con il nostro amore. Infatti, come ci ricorda l'Apostolo Giovanni, l'amore di Dio è la sorgente di tutto, ma richiede una risposta concreta nella nostra vita. Non possiamo dire di amare Dio se non amiamo il nostro prossimo. Allora oggi chiediamoci come possiamo incarnare questo amore nelle nostre relazioni quotidiane, e se dobbiamo perdonare qualcuno, perdoniamolo oggi, perché domani può essere tardi. Un'altra cosa che ci insegna oggi la lettura del Vangelo è riconoscere che Gesù è il compimento delle promesse di Dio. Infatti in Lui ogni profezia diventa realtà, ogni speranza trova il suo compimento. Ma per accogliere questa verità dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo agisca in noi, trasformi i nostri cuori e ci renda strumenti del suo regno. Carissimi fratelli e sorelle, concludiamo questa riflessione di oggi ricordando che Gesù ci dice ancora una volta: oggi si è compiuta questa scrittura. Queste parole non le dobbiamo prendere come un fatto storico, ma una realtà viva e attuale oggi. Tutti dobbiamo ricordare che Gesù continua a operare nelle nostre vite, a liberarci, a guarirci e a chiamarci a vivere l'amore. Allora accogliamo questa chiamata con gioia e con fede, aprendoci all'amore di Dio che ci trasforma, e lasciamo che quest'amore diventi una luce per gli altri, portando speranza, pace e grazia ovunque ci troviamo.
Ricordate, oggi si è compiuta questa scrittura, si sono compiute le promesse di Dio. Amiamoci e lasciamoci amare, ma prima di amare perdoniamo coloro che amiamo. È un gioco di parole che usava sempre dire il beato Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, il Papa dei 33 giorni. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 10 gennaio 2025, memoria di Sant'Aldo Eremita. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione.
per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Oh Maestro, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è odio, portami ad amare. Dove c'è offesa, fa che io perdoni. Dove c'è dubbio, porta la fede. Dove c'è tristezza, donami gioia. Dove c'è disperazione, speranza. E dove c'è il buio, fai risplendere la luce. Oh Maestro, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è guerra, portami a seminare concordia. Dove c'è divisione, fa che io unisca. Dove c'è errore, porta alla verità. Dove c'è odio, fa che io porti amore. Dove c'è vita, fa che io diffonda la tua parola. Unico seme di vera salvezza. Della tua pace, perché dove io vado il tuo amore sia e il tuo spirito risplenda in ogni passo. Pensiero di Padre Pio di oggi. Quante grazie scaturiscono dalla sofferenza, quante anime si santificano grazie alla sofferenza. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, siamo ancora nel tempo dopo l'Epifania e ci stiamo preparando a celebrare la domenica del battesimo del Signore. Il tema dominante di questo periodo liturgico è la luce. Gesù è la luce che illumina il mondo. Questa luce è brillata nella notte del Natale e continua a brillare con la predicazione del Vangelo. Il brano evangelico di oggi presenta infatti Gesù che nella sinagoga di Nazareth illustra la sua missione di salvezza. Egli si alzò a leggere e gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Egli lo aprì e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio». Terminata la lettura del passo, egli proclamò: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Gesù è venuto su questa terra per annunziare a tutti il lieto annunzio della salvezza, e questa missione è continuata dalla Chiesa che deve diffondere questa luce fino agli estremi confini della terra. Oggi come allora c'è questa necessità dell'evangelizzazione. Il Papa San Giovanni Paolo II parlava di nuova evangelizzazione, il che vuol dire che siamo tornati indietro da una società cristiana a un mondo ormai pagano nel cuore e nella mente. Gli stessi cristiani tante volte sono paurosamente ignoranti per quanto riguarda le verità eterne. Uno dei più grandi predicatori che abbia percorso gran parte dell'Italia fu certamente San Bernardino da Siena, il quale dal 1419 portò di paese in paese con una predicazione itinerante la parola del Vangelo. L'Italia in quell'epoca, come pure oggi, offriva un quadro ben poco consolante. La fede del popolo era particolarmente scossa per la presenza di molti nemici della Chiesa. Conseguenze ne furono l'indifferenza religiosa e la depravazione dei costumi. Era l'epoca dell'umanesimo e del Rinascimento, durante i quali ci fu un ritorno al paganesimo, a un lusso sfrenato e a una vita gaudente, e, se ciò non bastasse, vi erano molte discordie nella società. L'unico rimedio a questi mali San Bernardino lo vide in un ritorno al Vangelo, e allora per 25 anni attraversò l'Italia in tutti i sensi, portando il lieto messaggio di Cristo. Nelle sue prediche flagellava con coraggio i vizi dominanti dell'epoca e alla fine ordinava al popolo di inginocchiarsi e di domandare perdono al Salvatore, promettendogli conversione e fedeltà. San Bernardino era e rimase il grande santo missionario popolare che ridiede un volto cristiano all'Italia immersa in un nuovo paganesimo. Altro grande predicatore fu San Giacomo della Marca, il quale percorse l'Europa intera predicando il Vangelo. Egli paragonava la predicazione alla semina di un contadino. I cuori dei fedeli